Buongiorno, a nome dell'Associazione di Promozione Sociale per la Costituzione di San Daniele del Friuli, do a tutti il benvenuto, tutti coloro che si sono collegati in audio e in video sul nostro sito del Festival Costituzione, sui canali YouTube e Facebook. Ringrazio il nostro relatore, il professor Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, che è oggi nostro gradito ospite. Grazie professore, anche se oggi non possiamo incontrarci, come già avvenuto 2 volte qui a San Daniele del Friuli, una volta nel 2014 quando lei ha chiuso il Festival Costituzione e poi quando venne nel 2016 per il referendum confermativo di Renzi. Allora eravamo anche noi sulla sua stessa posizione, contrari a quella maxi grande riforma che prevedeva 47 articoli che erano modificati, quasi come quella di Berlusconi del 2005, che ne prevedeva addirittura 55 in modifica. Anche allora il popolo bocciò questa riforma e noi appunto eravamo contrari come lei, perché secondo noi, al di là del contenuto che si poteva discutere, era proprio il discorso formale, cioè il fatto che questi due grandi politici non avessero tenuto conto del carattere compromissorio della nostra Costituzione. E questo per noi era inaccettabile, perché nel 46-47, se i nostri 556 padri costituenti non avessero in qualche modo tenuto conto degli altri, perché la casa comune si costruisce anche con gli altri, noi oggi non avremo questa Costituzione. Ricordo a tutti che, non certamente al professor De Siervo, che dei 556, 207 erano della Democrazia Cristiana, ma 219 del PSI e del PC, della sinistra. Ecco il senso compromissorio, quindi non si può andare avanti solo a stretta maggioranza a portare avanti queste maxi grandissime riforme di 1/3 della Costituzione. E allora noi appunto fummo sulla stessa posizione del professor De Siervo. Prima di entrare sull'argomento di oggi, che è i parlamentari scegliamo noi, io vorrei fare un passo indietro con il professor De Siervo e ritornare un mese fa, ovvero sia al referendum del 20-21 settembre sul taglio dei parlamentari. Senza entrare nel dettaglio, ma io vorrei chiedere al professor De Siervo che c'erano posizioni contrarie sulla rappresentanza di cui oggi discutiamo e alcuni erano sulle posizioni e dicevano che se si tagliavano i parlamentari questo avrebbe tagliato la rappresentanza, mentre quelli che erano favorevoli al taglio dicevano no, il taglio viaggia su altri livelli, viaggia sul taglio delle liste bloccate e pluricandidature, sulle soglie di sbarramento, sulla formazione dei collegi. Ecco, senza entrare in queste tecnicalità di questi 3 argomenti, lei era favorevole a una o all'altra? Ecco, le chiedo questo. Sì, no, io ero favorevole alla riforma costituzionale perché ero rimasto fedele a 2 impegni, insomma, che credo si siano presi complessivamente. Uno è questo: appunto, le grandi riforme della nostra Costituzione in questa fase storica non si fanno, ma non si fanno non perché non si vuole farle, perché anche quando qualcuno le propone va a finire che la maggioranza del corpo elettorale non le accetta. Siamo fuori da una vera e propria stagione costituente o ricostituente, cioè che rifonda la convivenza politica. Però dall'altra ci sono una serie di necessità puntuali di revisione di singole parti della Costituzione che non buttano all'aria tutto il resto, ma che possono migliorare in modo significativo alcune parti. Ecco, allora, prima cosa, ci eravamo un po' tutti impegnati a fare, almeno nel breve periodo, riforme soltanto relativamente puntuali. L'abbassamento del numero dei deputati e dei senatori rientra in questo. Quella riforma che è passata poi nel referendum popolare non fa altro che questo, cioè riduce in modo abbastanza significativo, di circa 1/3, i deputati, il numero dei deputati e il numero dei senatori.
Allora, era una riforma non pericolosa, e dall'altra, certamente nel merito, vari di noi si collegavano alle vecchie proposte che erano già state avanzate da molti decenni di ridurre appunto solo il numero dei deputati e dei senatori, perché si era notato che col passaggio del tempo, sono passati 70 anni, i deputati, il numero dei deputati e dei senatori forse era eccessivo, essendosi nel frattempo creato il sistema dei consigli regionali, essendosi fortunatamente rafforzato il sistema delle amministrazioni locali, essendosi creato per di più il Parlamento europeo, che ha sottratto parte del lavoro legislativo anche lui al Parlamento nazionale. Allora questa riforma poteva sembrare opportuna e oltretutto mandare un messaggio positivo all'opinione pubblica, cioè che le classi politiche sono capaci di, come dire, di tagliare su se stesse, ecco, di ridurre una qualche loro presenza che in qualche misura non è più tanto giustificabile. E con questo finisco, nel 1946, quando si stabilì, insomma, le prime regole costituzionali, in fondo le comunicazioni tra i territori erano difficili, il numero dei rappresentanti popolari tendeva a rappresentare nell'unica grande assemblea le sfaccettature della volontà popolare. Ecco, tutto questo è cambiato profondamente nel nostro paese in questi 70 anni, e quindi si può andare, almeno io così pensavo e penso tuttora, si può andare verso una riduzione numerica di deputati e di senatori. Questo però certo ha delle conseguenze, così ci colleghiamo col tema di oggi, al problema della legge elettorale, perché poi al di là, la legge elettorale deve essere rifatta in qualche misura. Professore, volevo chiederle, partendo forse un po' indietro e poi arriviamo alle passate leggi elettorali e alle proposte che sono sul tappeto oggi e quelle che secondo lei sarebbero le, non dico migliori, ma quelle con minori controindicazioni. Vorrei fare un passo indietro anche per chi ci ascolta. La nostra Costituzione dice negli articoli 56 e 58 che il suffragio universale diretto è il nostro potere. Noi abbiamo questo potere e dal 46 andiamo a votare anche le donne e è sempre stato anche esercitato questo potere diretto, quindi questo nesso sequenziale logico tra chi elegge e chi viene eletto, tra l'elettorato attivo e l'elettorato passivo. E adesso questo è venuto meno e da questo punto di vista non pensa che il problema siano proprio i partiti, perché l'articolo 49 della Costituzione dice che non parla dei partiti di fatto, ma parla del potere dei cittadini, perché dice che tutti i cittadini possono liberamente associarsi ai partiti politici per concorrere con metodo democratico alla politica nazionale, quindi richiama l'associazione come l'articolo 18, cioè una specifica, se vogliamo, di questo articolo 18 delle associazioni. Quindi i partiti dovrebbero essere strumentali, mentre non ritiene che diventino il fine e non lo strumento, e quindi uno stravolgimento anche tra mezzo e fine. Insomma, nelle grandi democrazie decine di milioni di persone partecipano al meccanismo rappresentativo, cioè portano i loro rappresentanti negli organi decisionali. Ora si può selezionare in modo diverso i vari deputati e i vari senatori, cioè i parlamentari, però è inevitabile che nel momento in cui io, cittadino, voglio eleggere dei deputati e dei senatori, devo confrontarmi con delle associazioni, organismi, movimenti, poi i nomi possono essere infiniti, leghe, tutto quello che volete, che selezionano i candidati, che li rendono, a seconda delle loro omogeneità
culturali, politiche, programmatiche, e presentano delle liste elettorali, cioè e presentano, come dire, una griglia di persone che vengono ritenute da loro, dai proponenti, all'altezza del compito a cui possono essere chiamati. Quindi è inevitabile, in una certa misura, che i partiti, le liste, quello che volete, le organizzazioni politiche selezionino i candidati. I candidati non nascono come fiorellini nel prato, ma vengono coltivati, vengono selezionati dalle varie organizzazioni che presentano le candidature. Però il problema è, una cosa è presentare i candidati, poi c'è il momento elettorale. Il momento elettorale è il momento in cui si esprime davvero la sovranità del popolo, cioè la sovranità dei cittadini elettori, i quali dovrebbero essere posti tendenzialmente al massimo nella possibilità di scegliere tra le varie liste, ovviamente, tra le varie tendenze politiche, culturali che si presentano alle elezioni, ma anche attraverso la selezione delle classi politiche che le liste da loro preferite hanno offerto, come dire, agli elettori. Cioè, quindi l'elettore ha due compiti: ha il compito di indicare la linea politica, diciamo, le forze maggioritarie, e l'altra, altrettanto importante, di individuare le persone più credibili, più capaci, più idonee. E appunto adesso il problema è proprio questo, che negli ultimi decenni la tendenza ha premiato moltissimo, probabilmente troppo, soltanto i sistemi di selezione dei voti e gli effetti che le varie votazioni producono sul numero dei parlamentari, sottraendo abbastanza massicciamente, in modo piuttosto vistoso, agli elettori l'altro compito, che è quello di poter selezionare dentro l'opzione politica che scelgono i migliori per loro, per ciascuno. Ecco, adesso siamo su questo. Perché è nata questa iniziativa di dire, ma adesso, dato che bisogna rifare la legge elettorale, approfittiamo di questo per aprire o riaprire verso il potere dei cittadini elettori a scegliere non solo gli schieramenti politici, ma la selezione della classe politica. Operazione delicata ma importante anche in questo referendum. Vedete, dall'una parte e dall'altra moltissimi hanno detto no, ma bisogna salvaguardare la rappresentatività, cioè il fatto che in Parlamento ci vanno davvero partiti e persone che rappresentano la volontà popolare. Ecco, la sensazione nostra è che nella selezione dei singoli parlamentari il cittadino elettore ha troppo pochi strumenti per scegliere davvero la classe politica. Ecco, allora noi diciamo, cerchiamo, dovendosi rifare la legge elettorale fondamentalmente, di scegliere dei sistemi che diano più potere al cittadino elettore di selezionare dentro la linea del movimento, del partito, della Lega, di quello che volete, che io scelgo, quegli esponenti politici che mi sembrano migliori. È inutile altrimenti poi meravigliarsi che a livello parlamentare arrivino personaggi privi di grande personalità, ecco, per essere buoni, troppo ubbidienti, troppo poco autorevoli, troppo opportunisti e non persone che portano davvero un'esperienza, un carattere, una forza
maggiore. Noi abbiamo bisogno, per dirle in altre parole, di una classe politica migliore. E forse allora, selezionando i singoli candidati, diamo un grosso strumento ai cittadini per fare un'operazione molto utile. Non so se basta. Professore, prima di andare al perché abbiamo fatto questo incontro, i parlamentari scegliamo noi, siccome la nostra associazione ha anche questo scopo didascalico, anche di avvicinare e in qualche modo di informare e formare la cittadinanza, questa non è una pensata di 10 costituzionalisti che la notte hanno fatto questo appello e firmato questo appello, di cui 5 sono stati anche al Festival Costituzione, ma evidentemente la cosa si è sedimentata nel tempo. Quindi io vorrei chiedere al professore in maniera semplice, perché qui entriamo in tecnicalità molto spinte, del perché praticamente da quasi 30 anni, già cominciando col Mattarellum, che prevedeva un quarto degli eletti alla Camera che erano su listini bloccati, poi con il Porcellum, poi con l'Italicum, che meno male non ha mai visto la luce, poi con il Rosatellum, questo potere dell'elettore non ci sia più e quindi sia stato espropriato di fatto concretamente l'elettore, non come c'è l'articolo 42-43 della Costituzione sulla proprietà, sulle imprese, ma è un esproprio di voto di fatto, perché ormai l'elettore può solo ratificare la nomina di capi partito e non può eleggere i propri rappresentanti. Ecco, io vorrei che lei, in estrema sintesi e anche con semplicità, capisco che la materia è molto complessa, lunga, richiederebbe ore e ore, possa fare a favore di chi ci ascolta con un richiamo di questo trentennio di leggi elettorali che hanno visto questo allontanamento. Non è semplicissimo, ma insomma il problema importante è quello di portare in Parlamento le forze politiche più rappresentative, capaci di governare, più rappresentative però, che raccolgono maggiori consensi. Le forze politiche è un'astrazione, poi in realtà si porta in Parlamento tante persone, i deputati, i senatori, a seconda dei vari organi, che dentro i partiti, che rappresentano i partiti e che hanno poi le loro capacità personali, politiche, generali, ma anche personali, hanno delle doti particolari. Cosa è successo? In Italia, dall'Assemblea Costituente, cioè da quando si è finalmente arrivati a un'assemblea rappresentativa di tutti gli uomini, di tutte le donne, elettori ed elettrici, si è scelto all'inizio un sistema proporzionale, che è il sistema più, diciamo, più naturale, ecco, chiamiamolo così. Più naturale nel senso che i sistemi elettorali proporzionali tendono a fotografare le tendenze che ci sono nel corpo elettorale, riducendole quantitativamente ovviamente, ma facendo sì che il numero dei parlamentari corrisponda alla percentuale dei voti che il partito ha preso. Poi come si scelgono i deputati e i senatori? Attraverso dei meccanismi di candidatura che, ad esempio, per l'Assemblea Costituente erano le preferenze, cioè io votavo il partito X e potevo dare allora, se non ricordo male, fino a 4 preferenze tra i candidati della lista che io votavo e che erano presenti nel territorio, nel collegio elettorale, cioè nel territorio dove io mi trovavo. Quindi, sistema proporzionale, scelta dei deputati, adesso allora c'era solo l'Assemblea Costituente, dei componenti dell'Assemblea Costituente sulla base di preferenze. E questo era un sistema molto
democratico, apparentemente il più democratico, il più semplice, il più comprensibile. Cosa è successo? È successo quello che era già successo in altre democrazie, non è che da noi capitano cose sconvolgenti, insomma, sono sempre da una parte il sistema proporzionale è perfetto nel rappresentare al massimo tutti, e però ha un difetto. Se la società politica è molto frammentata, il rischio che escano fuori assemblee rappresentative molto frammentate. E quindi poi la vita di maggioranza, la formazione delle maggioranze di governo, che sostengono il governo, che fanno passare o non fanno passare le leggi e gli altri provvedimenti, diventa difficilissima, diventa complessa. Se la società è molto è accentuatamente frammentata, anche la rappresentanza è molto frammentata, i governi sono oggettivamente deboli, oggettivamente deboli. Questo è il rischio della situazione. Altro rischio invece nella selezione del personale. Se io scelgo i parlamentari sulla base delle preferenze, cioè di una particolare scelta fatta dall'elettore sul candidato A, B o C, il rischio potrebbe essere che si formino delle cordate, degli nuclei di interesse e quant'altro che organizzano, come dire, la raccolta delle preferenze in un modo così accentuato da far diventare un elemento non di crescita democratica, ma di decrescita, cioè nascano centri di potere, nascano cordate politiche poco chiare e così via. Cioè, quindi abbiamo da una parte i vantaggi, dall'altra i rischi. Allora, cosa è successo, se vogliamo sintetizzare proprio al massimo? Vedendo le difficoltà di funzionamento nella formazione della forma di governo, cioè nella formazione politica, nel funzionamento politico delle nostre assemblee, negli anni si è sempre più puntato a correggere questa situazione in modo un po' artificiale, ma in un modo che si è fatto anche in tanti altri paesi, cioè creare dei sistemi che premino i partiti più forti. E premino i partiti più forti, che vuol dire che chi ha i gruppi maggiori vengono rappresentati più della loro consistenza, in maniera da, come dire, far sì che i pochi partiti ci siano, che i partiti piccoli o piccolissimi scompaiano o si emarginino. E però questo ovviamente ha dei costi, insomma, ovvio, perché le posizioni minoritarie, che a volte possono essere le più vivaci, le più moderne, le più amate almeno da alcune minoranze, rischiano di essere totalmente emarginate. Allora si è cercato di fare altri meccanismi ancora, quindi di affiancare alla proporzione dei premi di maggioranza, cioè chi arriva primo ha un surplus, un premio, e chi va a discapito dei partiti secondi, terzi, quarti e quinti. Cioè si rappresenta di più il partito grosso, si rappresenta un po' di più il partito medio, si rappresenta meno il partito piccolo. Oppure si sono fatte scelte ancora diverse, che sono i sistemi maggioritari. I sistemi maggioritari sono sistemi democratici che esistono in vari paesi, che sono quei sistemi nei quali non si sceglie proporzionalmente, ma si divide tutto il paese in tanti pezzettini, per lo più in numero pari ai parlamentari da eleggere. Allora io ho 600, 500 da eleggere, divido il corpo elettorale e il territorio in 500 pezzetti, in ciascun pezzetto si svolge un confronto elettorale, chi piglia più voti diventa parlamentare. Questo meccanismo è un meccanismo, come dire, che crea un rapporto diretto tra l'elettore e i candidati, e quindi ha un vantaggio.
però ha un grande svantaggio, che chi vince brucia tutti i voti degli avversari. Allora, guardate, questo sistema, nella sua essenzialità radicale, noi lo troviamo in Inghilterra. Nel collegio passa il conservatore o passa il laburista o passa il socialdemocratico, passa il nazionalista scozzese. Tutti i voti diversi non vengono rappresentati. Questo meccanismo ha dei vantaggi evidenti, perché alla fine si formano pochi schieramenti molto forti, però deve essere accettato dall'opinione pubblica, perché può capitare che partiti anche molto significativi o addirittura partiti molto forti non vengano rappresentati nell'assemblea parlamentare, perché i loro voti sono collocati male sul territorio. Adesso il discorso è un po' complicato da fare, ma si può fare facilmente. E allora, come il sistema proporzionale ha dei grandi vantaggi, ma presenta dei rischi anche i sistemi maggioritari, soprattutto quelli forti, quelli più forti, hanno dei vantaggi, ma devono essere accettate dall'opinione pubblica. Per dire, questo sistema poi è sottostante anche a paesi in cui si parla, ad esempio, dell'elezione del Presidente della Repubblica, in paesi che hanno un sistema presidenziale, cioè diverso dal nostro. Pensate agli Stati Uniti d'America. Trump ha avuto meno voti della Clinton, ma ha vinto in base alla loro legge elettorale, che prevede un certo meccanismo di rappresentanza mediata Stato per Stato. Ecco, una soluzione del genere è stata accettata dagli americani. È la loro regola della vita politica. In Italia non sarebbe accettata probabilmente, o sarebbe difficile farla accettare. Ecco che allora i sistemi maggioritari, riguardino i singoli parlamentari o riguardino organi eccezionali come sono i presidenti, presentano il grande rischio che sia chiamato a governare chi non ha la maggioranza nel paese, quindi con rischi di tenuta democratica, noi la chiameremmo così. Nel nostro paese noi siamo rimasti affezionati, per 1000 motivi condivisibili, a un sistema invece rappresentativo che però abbiamo cercato di correggere per molti anni, cercando di avere tutto il buono di alcuni modelli innovativi e illudendoci che i difetti non ce li porteravamo dietro. Allora, adesso senza entrare, se vi interessa poi si può provare a spiegarli. Cosa è successo? A un certo punto, negli anni 90, con alcuni referendum, sono state eliminate le preferenze, che fino agli anni 90 del secolo scorso avevano caratterizzato i nostri sistemi elettorali di tipo proporzionale. Perché? Perché c'era stato un fenomeno degenerativo serio, non è che non c'era stato. Perché potendosi dare un certo numero di preferenze, si erano venuti formando dei veri e propri centri di potere che, raccogliendo molti finanziamenti, sostenevano ed ottenevano l'elezione di gruppi di parlamentari di opinabile discussi o discutibili. Allora a un certo punto si è detto: eliminiamo le preferenze, che sono un fattore di degenerazione democratica, perché quel sistema di preferenze attira nel sistema dei partiti troppi mezzi economici, troppi interessi e così via.
Tolto questo, però, cosa rimane? Rimaneva solo il sistema proporzionale, che però a sua volta stava subendo delle crisi. Perché certamente il nostro paese ha avuto maggioranze troppo fragili per troppi decenni, e quindi questo ha portato a far sì che i governi fossero deboli, che i governi fossero troppi, che vi fosse troppo ricambio ministeriale, che le politiche fossero incerte. Ecco che allora si è cercato, togliamo le preferenze, di fare il passo oltre. Cerchiamo di costruire con i sistemi elettorali degli schieramenti maggioritari forti. Allora diamo un premio di maggioranza significativo, oppure introduciamo un sistema tipo maggioritario, tipo inglese, ecco, anche se non ovunque, ma insomma per buona parte. Cioè si è cercato di costruire le maggioranze attraverso i sistemi elettorali, o addirittura di spingere verso verso il momento elettorale dei partiti caratterizzati da forti leader, da forti capi degli schieramenti. Questa tendenza, che poi è una tendenza anche moderna, che è quella della personalizzazione del potere e così via. Però dopo tante esperienze si è visto che questi sistemi maggioritari presentano anch'essi, come tutti i sistemi, alcuni difetti, se non c'è una società attenta e attiva sottostante. E allora i sistemi maggioritari sono entrati, o i sistemi con forti premi di maggioranza, sono due cose affini, sono entrate abbastanza in crisi, tant'è vero che adesso si parla di reintrodurre i sistemi proporzionali, cioè di rinunziare anche alla speranza, diciamo, di spingere il corpo elettorale verso pochi schieramenti, 2-3 schieramenti. D'altra parte, dopo tanti anni abbiamo verificato che nella nostra società 2-3 schieramenti sono difficilmente concepibili, perché per motivi culturali, per motivi di tradizione, per motivi i più diversi, il nostro sistema politico tende ad articolarsi in una pluralità di soggetti. E allora tendiamo, o almeno alcuni propongono, di tornare all'esperienza dei sistemi proporzionali, eliminando semmai i partiti piccoli o piccolissimi, ma proprio i partiti che non hanno neanche un 3, 4, 5% di risultato a livello nazionale o a livello regionale, cioè partiti molto piccoli. Questo rafforza lievemente i partiti medi e grandi, ma senza illudersi che alla fine noi abbiamo 2 partiti, nella consapevolezza che poi avremo sempre 3, 4, 5 partiti significativi rappresentati in Parlamento. Però tutti i tentativi che dagli anni 90 ad adesso, e quindi sono 40 anni, si sono fatti dei sistemi con premi di maggioranza, sistemi maggioritari e così via. Un'altra cosa si è fatta, e questa ha messo radici, e di questo bisogna rendersi conto, che forse è l'occasione per togliere la radice, o per ridurre questa radice. Cioè si sono tolti i poteri degli elettori di dire la loro sui candidati dei singoli partiti. Tutti noi negli ultimi 30-40 anni, quindi roba di tanti anni, siamo stati chiamati a votare per il partito A, B, C o D,
ma non, o almeno a pesare molto poco nella selezione dei deputati, dei senatori, dei partiti A, B e C. Cioè noi votiamo un partito, ma non votiamo o votiamo solo piccole frazioni dei candidati che andiamo ad eleggere. E questo ha delle conseguenze abbastanza serie e gravi, che si sono accentuate forse negli ultimi anni. Cioè classi politiche che si autorigenerano da una parte. Guardate, negli ultimi anni, attraverso varie tecniche, quelle che si chiamano magari impropriamente le segreterie dei partiti, cioè il vertice dei movimenti politici, nel fare le liste ha fatto delle liste che si chiamano rigide, cioè delle liste su cui l'elettore di quel partito non può influire. Lui può votare Pinco, Pallino, il partito Pinco, Pallino e Melo, ma non può dentro il partito Pinco dire sì, però io preferisco il giovane, il vecchio, la candidata, la giovinetta o l'anziano. Allora questo ha accentuato gruppi di parlamentari, spesso sempre gli stessi, spesso che si autorigenerano, e poco autonomi dai loro vertici organizzativi. È evidente che i parlamentari di un partito sono tenuti a una normale regolarità di rapporti con i loro vertici. Devono seguire certi indirizzi di partito, ma c'è modo e modo, ci sono accentuazioni ed accentuazioni possibili. Ecco, negli ultimi decenni sono andate scomparendo personalità significative nei vari e diversi partiti, e questo è un fenomeno che riguarda tutti i partiti, e sempre più si sono formati classi di parlamentari molto poco significative, ecco. Non dotate di autonomia, dotate di minima autonomia, mentre invece il paese è venuto cambiando, tra l'altro, ringraziando Dio, insomma, il lavoro di tante persone. E quindi sarebbe anche opportuno avere parlamentari aperti al tanto di nuovo che c'è nel paese, che c'è stato e c'è e ci sarà. Ma se noi continuiamo ad avere sistemi elettorali in cui poi siamo chiamati soltanto a votare il partito, ma mai o quasi mai a selezionare le classi dirigenti di quel partito, ecco, da questo tra esponenti dell'università che la pensano anche in modo diverso, badate, che la pensavano anche in modo diverso sull'ultimo referendum, quindi, ma che hanno mantenuto una sensibilità democratica, che vorrebbero migliorare il nostro paese. C'è appunto questa idea di dire approfittiamo della nuova legge elettorale che si deve fare, perché sono cambiati i numeri e in modo molto forte di deputati e di senatori, e sia che si pensi, come sembra probabile, alla reintroduzione di un sistema proporzionale, sia che si pensi invece alla riedizione di una qualche forma attenuata di sistema maggioritario, però questo è più difficile pensarlo, scegliamo dei metodi con i quali il cittadino elettore poi ha il diritto-dovere di esprimere il suo giudizio sul candidato del partito che vota. Ecco, questo è tutto qui. Tutto qui poi si può sviluppare in tante dimensioni. Mi sembra di capire, mi corregga se sbaglio, che lei dice che la nostra cultura, la nostra storia, la nostra tradizione
poco ci fa sposare un sistema maggioritario all'inglese, il primo oltre il palo, così e tutti gli altri non prendono niente, o il doppio turno. E quindi lei è favorevole al proporzionale, anche se appunto va detto che di fatto negli ultimi 15 anni noi abbiamo avuto il proporzionale, perché il Porcellum, l'Italicum e anche il Rosatellum al 61% manda gli eletti, e il 37% col maggioritario, il 61% col proporzionale, il 2% col proporzionale per quanto riguarda i residenti all'estero. Quindi c'è già di fatto il proporzionale, però di fatto non funziona, appunto perché c'è questa patologia o queste patologie dei listi bloccati e delle pluricandidature, dei paracadutati, quindi questa è la patologia. Quindi qual è la sua proposta, professore, riguardo a un sistema proporzionale che mi sembra di capire sia quello più vicino alla sensibilità, alla cultura, alla storia degli italiani? Ecco, quali sono gli accorgimenti o le cose da evitare per la prossima legge elettorale? Se ho fatto qualche errore, mi No, corregga no, in diretta. no, no, va bene, è la materia che è abbastanza complicata, ma insomma, io credo che si debba ritentare consapevolmente con il sistema di tipo proporzionale, il più semplice di tutti, senza illudere con questi sistemi misti, che poi c'è il trucco per essere sovrarappresentato, il che obbliga a far pasticci per lo più, insomma, qua e là. Allora, certamente il numero si può introdurre, la preferenza, ecco, questa è già una scelta importante. Non più di una preferenza, o meglio, due. Voi sapete, noi abbiamo un sistema che comincia a funzionare abbastanza del fatto che io posso esprimere, quando esprimo una preferenza, questo ad esempio lo si è visto adesso anche alle elezioni regionali e nelle elezioni comunali dove ci sono le preferenze, io esprimo il voto, la preferenza a un candidato o una candidata, quindi la preferenza è una, se ne voglio esprimere due, devo esprimere la seconda a un candidato o a una candidata di sesso diverso dal primo. Cioè in maniera che né gli uomini né le donne abusino della loro forza organizzata per selezionare classi politiche del loro sesso e deprimere l'altro sesso. Quindi, allora, inserire un numero minimo di preferenze che possono essere apposte, eliminare, e questa è un'altra cosa, invece quello che lei ha detto, le pluricandidature. Cosa sono cosa sono state, cosa sono le pluricandidature? Dei brutti meccanismi che nelle ultime leggi elettorali sono state largamente utilizzate, perché anche là dove sono stati ammessi voti, alcune preferenze, però sono state radicalmente emarginate dal fatto che o il capolista veniva eletto automaticamente, non si dava la preferenza al capolista e il capolista passava. Ora, se io divido il paese in 100 territori, vuol dire che io mando quei 100 candidati in Parlamento, se sono un partito grosso. Oppure addirittura c'erano liste, listini su cui non si potevano dare le preferenze. Oppure alcuni che venivano indicati come leader politici potevano essere candidati in tanti territori, per di più potendo avere poi la possibilità di scegliere di quale territorio diventavano rappresentanti, quindi in realtà scegliendo quale dei loro gli sarebbe subentrato, ma insomma lasciamo fare. Allora,
eliminare le pluricandidature, prevedere una massimo 2 preferenze maschio-femmina o femmina-maschio, e già questo potrebbe rappresentare una qualche importanza. C'è un'esigenza a cui bisogna rispondere, un'esigenza dei partiti, anche dei vertici dei partiti. Io capisco che chi lavora nei partiti importanti, significativi, può anche dire: ma ci sono 10, 20, 30 persone in Italia che è opportuno che entrino comunque nella mia quota di eletti tra i parlamentari, perché sono persone di personalità così spiccata, ma anche magari non così attivi dal punto di vista organizzativo, se li metto nel sistema delle preferenze vengono emarginati. E allora io ho ricordato ultimamente una cosa che si è fatta all'Assemblea Costituente, quindi voglio dire, per le elezioni dell'Assemblea Costituente. All'Assemblea Costituente, in cui si votava in modo proporzionale, con le preferenze, lì addirittura 4 preferenze, che al momento attuale sarebbero troppe, però poi c'era un listino nazionale, come una piccola aliquota dei voti che ciascun partito prendeva nei vari collegi, venivano messi, chiamiamolo così, da parte, e su quella base venivano eletti, se questi voti messi da una parte erano consistenti, una serie di candidati tecnici, diciamo, o grandi leader politici, cioè voglio dire, De Gasperi, Togliatti, Nenni, oppure i professori o professoroni che furono portati all'Assemblea Costituente come componenti dell'Assemblea Costituente, Mortati, Tosato, Dossetti, insomma adesso non entriamo nei nomi, passarono sulla lista nazionale. Questo, quindi è accettabile che i partiti politici dicano: no, un minuto, un pezzetto, diciamo, dei miei parlamentari futuri ve li indico io, perché sono super rappresentativi, super qualificati, e vi garantisco io che siano super qualificati, ma devono essere un numero limitato, non possono essere 100, non possono essere decine e decine. Ecco, allora, se io metto in piedi un sistema di tipo proporzionale, con limitato voto di preferenza, senza creare privilegi per i capolista o per i tanti liderini locali, magari invece prevedendo un limitato elenco di candidati extraordinari, ma cioè straordinari, che verrebbero eletti a parte, diciamo, sempre sulla base dei risultati elettorali, beh, questo già sarebbe potrebbe migliorare la situazione. Potrebbe, vedete, attivare l'entrata nel sistema delle assemblee rappresentative di personalità più qualificate e più indipendenti, pur dentro i vari movimenti politici. E di questo credo il Paese ha bisogno. Non è possibile, devo dire, trovarsi dinanzi a aliquote significative di parlamentari sconosciuti o squalificati, scusate, perché ci sono anche stati negli ultimi decenni su tutti gli schieramenti politici, su quasi tutti gli schieramenti politici, personaggi sinceramente poco decorosi, ecco, usiamo un eufemismo, ma tutti noi ricordiamo alcune sceneggiate, alcuni personaggi un po' ignobili che sono riusciti più volte a entrare in Parlamento attraverso il meccanismo delle liste rigide,
attraverso il loro rapporto amicale o di collegamento con i vertici politici del loro movimento e così via. Ecco, si tratta anche qui di migliorare la nostra rappresentanza. Si parla di rappresentanza, di rappresentanti. Scegliamo di rappresentare il meglio del paese o qualcosa di meglio rispetto a quello a cui siamo stati purtroppo abituati negli ultimi decenni. Non so se servono altri chiarimenti. Prima di fare l'ultima domanda al professor De Siervo, invito tutti a porre domande, coloro che sono collegati in audio e in video, prima di chiudere l'incontro. Al professore volevo fare un'ultima domanda, a questo punto fuori registro e fuori tema. Mi sembra di capire, professor De Siervo, che lei sia un fautore in questo momento storico, e altri avrebbe magari posizioni diverse, di modifiche puntuali, precise della Costituzione e non maxi modifiche come quelle del 2005 e del 2016, perché non ci sono le condizioni storiche. Ma io volevo chiedere, lei in questo momento pensa che ci sia la necessità di una modifica puntuale e se sì su cosa, o in questo momento è meglio lasciare riposare e decantare la Costituzione? Bella domanda. No, nel senso che se fosse possibile applicare bene la Costituzione per un po' di anni, quasi quasi uno preferirebbe, però ci sono almeno 2 punti che mi sembra necessitino di un rapido tentativo di aggiustamento. Ecco, tentativo di aggiustamento. 1. Che succede quando ci sono le emergenze non belliche nel nostro paese? Scusate, il problema di cui poi tutti hanno chiacchierato, a ragione o torto. Insomma, noi stiamo vivendo la fase Covid, il contenimento della grave epidemia, sulla base di legislazioni e attività amministrative create da alcuni decreti legge. E con molta insoddisfazione, anche con molta esagerazione a volte. Molte delle polemiche fatte sui famosi, alcuni dicono famigerati DPCM, i decreti legge, i decretini, quello che volete. Forse sono esagerate le polemiche, però il problema c'è. Come si governa questo paese in emergenze non belliche, per fortuna. Cioè, in gravi emergenze nazionali. Questo basta un articolo della Costituzione, inserire, colmare una lacuna. Questo ad esempio è un piccolo esempio. L'altro esempio più grosso è che si fa del Senato e delle regioni, scusate, perché certamente le regioni sono in uno stato di sofferenza, di insofferenza a volte, ma anche di sofferenza, di non funzionalità, di scarsa riconoscimento da parte del centro del sistema regionale, con errori dall'una parte e dall'altra. Allora, bisogna mettere a fuoco meglio l'articolazione regionale del nostro paese, che poi diventa articolazione anche nazionale del nostro paese, se ci mettiamo dentro, come è opportuno mettere, cosa deve fare il Senato della Repubblica e come deve essere specificamente composto. Quindi sarebbe tanto bello dare attuazione alla Costituzione. Se dobbiamo mettere mano a qualcosa, il problema dell'emergenza, chi governa nell'emergenza e come, e secondo, rivisitiamo il sistema regionale. D'altra parte voi siete
in una regione speciale, quindi sentite particolarmente i problemi, che però sono problemi ormai dell'intero paese. Va bene? Io ringrazio il professor De Siervo, ringrazio tutti coloro che sono rimasti collegati in audio e in video e veramente spero, dopo che sarà passato questo momento ad Appassanuttata, di poter avere ancora qui a San Daniele del Friuli il nostro graditissimo ospite, il professor De Siervo. Auguro a tutti, speriamo, per poterle offrire un piatto di degustazione del nostro rinomato prosciutto. Ecco, io spero ancora che ci si possa vedere qui a San Daniele. Ringrazio tutti della partecipazione, auguro buon lavoro. Grazie, arrivederci.